Ecco, oggi si ricordano i 100 anni dalla nascita del grande maestro Andrea Camilleri, con diversi eventi che dureranno con diversi appuntamenti. Parliamone. Allora, finalmente anche la Sicilia, Porto Empedocle, Agrigento avranno un ciclo di attività dedicate al maestro Camilleri che trae ispirazione in gran parte da questo territorio che sta tra la Vigata e la Montelusa letteraria. Noi come Dipartimento di Scienze Umanistiche, grazie ad un finanziamento che è stato concesso dalla Regione Sicilia, in particolare dall'assessorato ai beni culturali e identità siciliana, che ringraziamo unitamente alla sovrintendenza di Agrigento che ci ha consentito poi di pianificare tutte quante le attività che si svolgeranno da oggi 2 settembre sino a fine dicembre, abbiamo deciso di puntare l'attenzione soprattutto sugli aspetti della ricerca, cioè non soltanto il Camilleri che conosciamo più nazionalpopolare, ma proprio il Camilleri scrittore che ha inciso profondamente anche nella storia della lingua italiana e nella storia della lingua letteraria, consentendo di far conoscere ad un pubblico molto ampio un tessuto che è un tessuto non soltanto linguistico ma anche materiale e antropologico della nostra Sicilia, della nostra terra, in particolare di quest'area che tra l'altro è contrassegnata da una fertilità dal punto di vista letterario non usuale in nessun'altra parte d'Italia. Camilleri sicuramente ha rappresentato un unicum per la sua sfaccettata creazione artistica che va dal teatro alla sceneggiatura radiofonica, televisiva. Lui ha lavorato con Edoardo De Filippo, è stato ovviamente poi da un certo momento della sua vita anche scrittore, ma non soltanto scrittore del Montalbano televisivo, ma scrittore anche di moltissimi testi che riguardano la storia di questo territorio. Penso alla Bolla di Componenda, penso ad esempio a tanti altri anche lavori che sono nati sulla Vigata storica come la Mossa del Cavallo, ed è molto importante che questo territorio lo celebri e l'università è proprio qui presente, pensando soprattutto ai docenti perché ci sarà un corso di formazione, pensando agli studenti liceali perché ci sarà un corso di orientamento, pensando agli studenti di italianistica, e qui siamo presenti con moltissimi studiosi che vengono da varie parti del mondo e oggi parliamo della presunta intraducibilità del Camilleri che conosciamo e del suo vigatese. 100 anni di Camilleri, oggi l'esordio con una serie di manifestazioni e l'impegno dell'assessorato ai beni culturali e anche del comune di Porto Empedocle. Sì, è stata una bellissima manifestazione, molto partecipata, che ha visto parecchi protagonisti. Il comune di Porto Empedocle si è messo a disposizione per una serie di eventi. Avremmo 3 eventi, uno è stato svolto questa sera, poi ne abbiamo uno il giorno 4 e uno il giorno 6. Poi ci seguiranno una serie di manifestazioni alla Torre di Carlo V e tante altre, fino a dicembre del 2025. Assolutamente, un'iniziativa sostenuta dall'assessorato regionale beni culturali, dal nostro assessore Francesco Paolo Scarpinato, che ha voluto questo ciclo di appuntamenti culturali in onore del grande scrittore empedoclino, quello cioè di studiare, di raccontare l'esperienza intellettuale, di questo fine intellettuale siciliano che è diventato un fenomeno globale. E oggi abbiamo assistito a delle così assolutamente interessanti interviste a 2 grandi studiosi che ci hanno raccontato come si traduce l'intraducibile, cioè questa lingua non canonica, la lingua vigatese di Montalbano, come viene tradotta in contesti culturali così profondamente diversi dal nostro. Ecco, non poteva iniziare meglio, gli appuntamenti proseguiranno il 4 e il 6 e poi nel mese di ottobre, di novembre e di dicembre, quindi è un'operazione culturale quella dell'assessorato regionale beni culturali, quella dell'assessore Scarpinato, veramente di grande pregio.
le premesse che oggi abbiamo avuto, le premesse sono davvero entusiasmanti perché c'è stata una grande partecipazione. Dottore Guardì, oggi presente a questa iniziativa sui 100 anni di Camilleri, ecco un suo ricordo, una sua riflessione. Ma con Andrea eravamo amici, ci frequentavamo, ci vedevamo, era una gran bella persona, è diventato un personaggio di cultura, ma lui era autoironico, si raccontava con simpatia, era un piacere stare con lui, è un piacere perché poi si lasciava andare a ricordi, scherzava, era un personaggio che frequentandolo capivi quanto fosse al di sopra degli altri. Alessia Femrova, sono professoressa di letteratura italiana di Praga, solo che in questo momento ho cambiato mestiere, diciamo, e dirigo la casa editrice Meridione, che si occupa soprattutto della traduzione dei libri del sud europeo e soprattutto di quelli italiani. Quale sarà la sua testimonianza a questo primo incontro dedicato ai 100 anni di Camilleri? Parlerò della fortuna di Camilleri nella Repubblica Ceca, parlerò del problema di approccio di un traduttore ceco al dialetto, diciamo, vigatese e a problemi che incontra uno che traduce sia i libri ma sia la serie televisiva di Montalbano. Grazie.